Dalla carenza del personale specializzato a quella delle materie prime, per arrivare anche al tema di una nuova cultura sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Sono molti i temi affrontati nel corso della presentazione del nuovo presidente della Confartigianato di Castelfranco, Maurizio Cattapan, che succede ad Oscar Bernardi, passato alla guida provinciale dell'associazione. Per fronteggiare il problema della carenza di tecnici, l'associazione ha deciso di puntare sui giovani. La Castellana chiaramente soffre di una carenza di mancanza di personale tecnico. Su questo Confartigianato ha fatto un accordo di recente, un mese scorso, con l'IPSIA di Castelfranco, quindi un istituto professionale, dove è stato fatto un accordo per apprendistato duale, dove le aziende hanno la possibilità di, subito dal quarto al quinto anno di scuola, di portare gli studenti in azienda e formarli. Ci sono già, dopo 15 giorni di questo tipo di accordo, ci sono già 40 iscritti su 50 ragazzi. Anche sulle imprese artigiane trevigiane, come su altre grandi aziende del sistema produttivo, si cominciano a sentire gli effetti del problema ormai globale della carenza di materie prime. Questo non è solo dovuto al fatto che è partito la questione del 110, quindi nelle ristrutturazioni c'è un aumento di richiesta della materia prima, ma sostanzialmente manca proprio la materia prima. Questo è un grosso problema perché le aziende erano in ripartenza, sono ancora in ripartenza, ma purtroppo provocano che mancando la materia prima quindi non c'è lavoro e quindi sostanzialmente molte aziende lasciano a casa i propri dipendenti in cassa integrazione.